Noi oggi abbiamo chiesto, ovviamente nel nostro ambito, al Presidente di convocare gli Stati Generali della legalità per il Veneto, del contrasto alla criminalità organizzata, coinvolgendo le rappresentanze delle categorie economiche, le forze sociali, per, ripeto, condividere un piano strategico che ci permetta di mettere in campo anche azioni nel nostro ambito di prevenzione. Da sole non bastano il lavoro della magistratura e neanche le iniziative della politica. Per contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose in Veneto occorre anche la mobilitazione della società civile e della nostra classe imprenditoriale. Dall'incontro a Venezia tra il presidente della regione Luca Zaia e i segretari generali di CGIL e Cisle-UIL del Veneto parte un progetto di controffensiva alla criminalità organizzata. L'anno scorso abbiamo iniziato con un problema grosso a riguardo la sicurezza e le morti nei cantieri, nei lavori, nei posti di lavoro nel Veneto. L'abbiamo deciso di impostare in questo sistema. Lavoriamo assieme per smontare questa bruttissima situazione. Mi sembra un buon inizio e speriamo appunto che, se questo è l'impegno del Presidente, è anche il nostro impegno. Dunque ci si avvia alla rapida creazione di un tavolo sull'attività mafiosa in Veneto, un fenomeno per il quale bisogna creare rapidamente gli anticorpi. Non si esclude neanche l'idea di un osservatorio o di un commissario regionale antimafia, ma non si può prescindere da un lavoro di natura culturale. Il problema di Eraclea è stata la punta di iceberg che ha fatto, esplodere il problema. Non è un problema, singolo. Noi vogliamo, con la presidenza della giunta regionale, quindi con il presidente, con le associazioni, con le forze politiche, con le forze dell'ordine, discutere e coordinare il grave problema. Sul fronte delle infiltrazioni dei casalesi in Veneto orientale sono state rese note le motivazioni per le quali il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione del sindaco dimissionario di Eraclea, Mirko Mestre. Il primo cittadino non poteva non sapere chi fosse Luciano Donadio e quindi da chi arrivassero i voti decisivi alla sua elezione, anche alla luce della sua professione di avvocato, esercitata peraltro anche per Donadio, seppur in ambito civile.